Benvenuti, oggi è martedì 19 novembre 2024. Il sole sorge alle 6:43 e tramonta alle 16:47. La luna si leva alle 19:59 e cala alle 10:43. Il santo del giorno è San Fausto. Il nome Fausto deriva dal latino Faustus e significa favorevole e benevolo. Il 19 novembre è celebrata la Giornata internazionale dell'uomo, inteso come individuo maschile. Tale festività venne ideata dal professore Thomas Hoster nel 1991 e viene seguita in più di 50 paesi in tutto il mondo, tra cui l'Italia. Si tratta di un'occasione per promuovere dei modelli positivi per il ruolo maschile nella società, ricordando la necessità di migliorare l'aspettativa di vita dell'uomo, generalmente inferiore a quella della donna, e di seguire gli studenti che hanno statisticamente un tasso maggiore di abbandono scolastico. Auguri ad Alessandro Borghese, che oggi compie 48 anni. Il suo approdo in televisione risale al 2005, quando diventa conduttore del programma Cortesie per gli ospiti, per poi diventare uno dei volti più noti di Sky Italia. Dal 2014 al 2016 è giudice del talent show Junior Masterchef e dal 2015 conduce lo show Alessandro Borghese 4 ristoranti. Tra le sue trasmissioni più recenti, Cuochi d'Italia, Piatto Ricco, Game of Talents e Celebrity Chef. Spegne 62 candeline l'attrice Jodie Foster. Il suo primo successo è Taxi Driver. L'Academy la premia 2 volte grazie a Sotto accusa e a Il silenzio degli innocenti. Tra i successi più recenti, nel 2016 riceve la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame. Nel 2018 partecipa al thriller fantascientifico Hotel Artemis e nel 2021 al legal drama di Mauritanian, grazie a cui ha conseguito il Golden Globe come migliore attrice non protagonista. Nello stesso anno ha ricevuto la Palma d'Oro alla carriera. Infine, auguri a un'altra attrice, Meg Ryan, che oggi compie 63 anni. La sua interpretazione più memorabile è nel film Harry ti presento Sally. Altri successi sono Insonnia d'amore e C'è posta per te. Negli ultimi anni la carriera della Ryan ha subito un netto rallentamento, segnato anche dalle stroncature della critica per i film Il bacio che aspettavo e The Women. Con il nome di tipo gigante con doppio rubinetto, Luigi Bezzera chiamò la prima macchina per il caffè espresso. Il 19 novembre 1901 venne brevettato il dispositivo destinato a cambiare le abitudini di milioni di persone. Tuttavia le prime versioni causarono qualche incidente, infatti non era possibile controllare la pressione e per questo i primi modelli vennero definiti spaccamandibola. Ma cos'è l'elettricità? Si tratta di una forma di energia molto versatile che permette innumerevoli applicazioni. Considerate che il 66% dell'energia mondiale proviene da combustibili fossili che vengono bruciati attraverso reazioni che producono anidride carbonica. Le centrali che generano energia possono essere più o meno sostenibili ed è necessario muoversi verso una direzione sempre più green, riducendo il più possibile le emissioni dannose. Buongiorno ai 12, oggi 19 novembre è una data molto importante nello zodiaco proprio perché il grande Plutone finalmente riprende il suo moto in Acquario. Plutone entra in Acquario, il potere nel segno della fantasia. Cosa accadrà ai 12? Scopriamolo insieme. Ariete, è finalmente un Plutone amico che dismette la quadratura e che finalmente vi fa rifiorire e rinascere in maniera amicale, di supporto, vi fa andare incontro alla realizzazione dei vostri desideri e alle affinità elettive. Toro,
Plutone in Acquario, avete già assaggiato la prima parte del transito in Acquario in quadratura, non è propriamente un amico, per cui da ora in poi dovrete stare un po' più attenti alla decostruzione delle cose, ovvero a saper lasciare andare le direzioni che non sono produttive e a trasformare nel più breve tempo possibile le cose che non fanno più per voi. Gemelli, Plutone entra in Trigono e di nuovo inizia il vostro potere, il vostro carisma, è una parte della vostra vita ancora nuova, giovane e divertente come siete voi, sicuramente attirati da lontano, dallo studio, dallo spirituale. Questo Plutone per voi sarà molto filosofico e interiore. Cancro, ben lieti di sapere che dopo un'enorme quantità di anni Plutone passa definitivamente in Acquario e quindi dismette l'opposizione dal Capricorno ai vostri gradi. Tutto sarà più semplice per voi da ora in poi, quindi gioite di questo transito e siate più sereni. Leone, inizia un'opposizione epocale per voi, è proprio quella di Plutone. Plutone in opposizione vuole stimolare il vostro senso del potere e la vostra ricerca assoluta di un fine nella vita che possa rendervi grandi. Vergine, si dismette il trigono di Plutone durato anni, quindi ci sarà un po' meno presa, un po' meno carisma, forse dovrete fare i conti con una realtà che non dovrà più essere inseguita con una certa ansia da prestazione, quindi rilassatevi un po' e godetevi un po' di flusso sereno e felice. Bilancia, la giornata di oggi porta la buona notizia di un Plutone in Trigono. Voi che siete il segno del fascino e della bellezza sarete assolutamente corroborati in termini di carisma da questo Plutone amico che soprattutto interviene nell'area dei vostri amori, creando una passione che vi accompagnerà per tutta la vita. Scorpione, Plutone è il vostro maestro e passa in quadratura. E beh, è proprio la condizione ideale per voi Scorpioni che siete il segno della crisi. Il vostro maestro dall'Acquario in quadratura vi ricorderà sempre che voi rendete meglio proprio nei periodi complicati e sarà l'accettazione di una serie di parti di voi stessi che vi renderà grandi e vi farà rinascere. Sagittario, un Plutone amico, comunicativo, forte e carismatico. Ecco, da ora in poi tutto quello che è stata l'insicurezza comunicativa tenderà a sparire, dando al Sagittario una nuova e grande agilità. Le relazioni saranno di nuovo piene di entusiasmo. Capricorno, avete sopportato e supportato questo transito di Plutone che ha rivoluzionato l'ultimo ventennio della vostra vita. È assolutamente molto interessante ora vedere i risultati di tutto quello che avrete costruito. Non è un caso che rimane Venere nei vostri gradi a farvi celebrare proprio la cosa che vi viene più difficile nella vita, ovvero l'amore. Acquario, siete i protagonisti indiscussi di quest'epoca zodiacale. Plutone entra nei vostri gradi, il pianeta della trasformazione, del carisma e del potere, nel segno della fantasia, dell'ecumene e dell'amicizia. Voi Acquario rivoluzionerete il mondo e con Plutone al vostro fianco saprete trasformare tutto in benessere per tutti e per voi stessi aumenta esponenzialmente il vostro fascino. Pesci, la giornata di oggi prevede un Plutone che si nasconde negli ambiti della vostra psiche, un Plutone assolutamente potentissimo, a cui potrete attingere dal mondo dei sogni o dalle sensazioni o dalle emozioni che proprio voi che siete più sensibili dello zodiaco sarete pronti a captare. È un Plutone che vi darà un intuito enorme da sfruttare quando si presenterà l'occasione. Il 19 novembre 1955 debutta in televisione una trasmissione che ha segnato un'epoca. Lascia o raddoppia, condotta da Mike Bongiorno. È uno dei più famosi quiz televisivi, tanto che molti concorrenti diventano dei veri e propri personaggi e nel quale per la prima volta viene introdotta la figura della valletta. In realtà il programma è la versione italianizzata di un game show statunitense. Ci sono tanti modi per spingere qualcuno a demordere.
a non insistere in qualcosa e a mantenere le acque calme. In inglese il termine utilizzato per indicare questa particolare attitudine è let sleeping dogs lie, che tradotto letteralmente significa lasciare mentire i cani che dormono, un po' come il nostro non disturbare il can che dorme. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. La matta di oggi è l'attrice Ginny Tierney. La sua vita ebbe diversi episodi che peggiorarono il suo stato mentale. Tra questi, a causa della rosolia contratta durante la gravidanza, la sua primogenita nacque sorda, cieca e con un ritardo mentale. Si ritirò dalle scene e divenne un'esperta giocatrice di bridge. Ci salutiamo con la frase del giorno. Pensare è difficile, per questo la maggior parte della gente giudica. Accogliamo questo nuovo giorno senza giudizi, sempre aperti a nuove idee, ispirazioni e curiosità. E per questo vi rinnovo l'appuntamento a domani con una nuova puntata dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.